Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Tragedia dei migranti a Marinella di Selinunte. Proseguono le ricerche in mare di eventuali superstiti dopo i 5 cadaveri recuperati ieri. Indaga intanto la procura di Marsala. La spazzatura per le strade di Palermo. Il sindaco La Galla firma una nuova ordinanza emergenziale sulla discarica di Bellolampo in affanno sul trattamento di oltre 850 tonnellate di rifiuti giornalieri. I turisti ci sono, ma si può fare di più. Federalberghi commenta il risultato delle presenze di visitatori in Sicilia durante il ponte di Ognissanti. Palermo e Catania tra le mete più gettonate in Italia. I catanesi non rinunciano alla passeggiata tra gli oltre 150 stand della Fiera dei Morti, una tradizione che si tramanda per un luogo amato da grandi e piccini. Nessun problema di pagamenti dei fondi del PNRR ai comuni siciliani in dissesto. Sul tema si è discusso a Catania tra sindaci e rappresentanti del Ministero. Calcio, ultima chiamata al Massimino Pertabbiani, la sfida con l'Avellino forse decisiva per il futuro del tecnico. In Serie B Palermo obbligato a vincere in casa contro il Lecco, ultimo in classifica, il Messina in campo a Crotone. L'elite del volley torna dopo 26 anni a Catania, questa sera esordio casalingo in Superlega per Saturnia Farm Italia che riceve il Cisterna. Ancora ben trovati, la Procura di Marsala, la squadra mobile, i carabinieri sono al lavoro per individuare gli scafisti che hanno trasportato fino a Marinella di Selinunte l'imbarcazione che ha fatto naufragio. Ieri sono stati 5 i corpi, i cadaveri appunto recuperati e questa mattina sono anche riprese le attività di ricerca in mare, mentre ieri altri 4 migranti morti erano stati trovati su un barcone al largo della Libia. Ci dice tutto Laura Spanò. La Procura di Marsala ha aperto un'indagine sul naufragio di migranti avvenuto nel mare antistante Marinella di Selinunte a Castelvetrano. Al momento 5 le vittime recuperate. Ieri all'obitorio dell'ospedale di Castelvetrano c'è stata l'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Tommaso Lipari. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica della navigazione dell'unità navale utilizzata dai migranti prima di incagliarsi. La polizia scientifica ha effettuato rilievi a bordo dell'imbarcazione, un vecchio peschereccio che pare trasportasse una sessantina di persone partite da Madia in Tunisia giovedì alle 4 di mattina, e tra il materiale sequestrato anche il timone del natante. Si cercano impronte per arrivare a scoprire gli scafisti. Le attività di indagine sono state affidate alla squadra mobile e ai carabinieri. E intanto stamane all'alba nello specchio di mare dove è avvenuto il naufragio sono riprese le attività di ricerca a cui partecipano, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Mazara, unità navali della Finanza, un elicottero dell'Aeronautica Militare della Guardia Costiera e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Al momento le ricerche in mare però hanno dato esito negativo. Le forze di polizia sono impegnate anche sulla terraferma alla ricerca di possibili altri superstiti. Il natante infatti si è arenato presso la foce del fiume Belice. Sono 35 cittadini tunisini, tutti maschi, al momento rintracciati dalle forze di polizia. Ieri però altri 4 morti erano stati trovati dai soccorritori su un gommone intercettato al largo delle coste libiche partito poco prima da Zuara. I 48 migranti sopravvissuti al naufragio, tratti in salvo dalla CIA AI-4 dopo la segnalazione di Alarm Phone, sono stati dirottati verso Vibo Valencia in Calabria. La nave era intervenuta sul posto, ma la Guardia Costiera libica, racconta il portavoce dell'organizzazione, aveva dato loro istruzioni via radio di allontanarsi dalla scena, altrimenti li avrebbero attaccati. I profughi, provenienti da diversi paesi dell'Africa subsahariana, hanno detto di avere pagato 2.000 euro a testa agli scafisti per potersi garantire il viaggio. In base ai dati forniti dal Viminale, dal 1 gennaio 2023 al 27 ottobre scorso sono stati 142.384 i migranti sbarcati sulle coste italiane e 15.005 fino al 23 ottobre scorso i minori stranieri non accompagnati che sono stati accolti nelle strutture appositamente create.
E intanto continuano gli sbarchi. A Lampedusa sono quasi 400 i migranti che sono approdati a partire dalla mezzanotte. Sono tutti salpati dalla Libia, mentre nell'hotspot di Contrada Imbriacola sono quasi 800 i migranti presenti. Ricordiamo, a fronte di 400 posti disponibili. È una notizia, adesso è l'ultima ora, che riguarda un incidente mortale sulla strada che collega Palazzolo a Noto. Siamo nel siracusano. A perdere la vita un centauro di Avola che avrebbe perso appunto il controllo della sua moto finendo contro un muretto. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, sul posto ancora polizia municipale e carabinieri. Voltiamo decisamente pagina e di nuovo emergenza rifiuti a Palermo, e per evitare che l'immondizia resti per strada il sindaco ha firmato una nuova ordinanza emergenziale per quanto riguarda la discarica di Bello Lampo. Non è stata ancora consegnata la settima vasca. Gli impianti sono decisamente in affanno per lo smaltimento dei rifiuti. Ma sentiamo Manlio Viola. E di nuovo emergenza rifiuti a Palermo e in buona parte della Sicilia occidentale. La discarica di Bello Lampo, l'unica pubblica nell'isola, non è in grado di trattare in via ordinaria la gran mole di rifiuti che arriva ogni giorno, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è stato costretto ieri sera a firmare d'urgenza una nuova ordinanza che prevede speciali forme di gestione presso il polo impiantistico, ovvero la prosecuzione tra l'altro dell'utilizzo di mezzi mobili di tritovagliatura. La precedente ordinanza emergenziale, varata a luglio scorso, è infatti scaduta 2 giorni fa. La premessa è che la Regione non ha ancora consegnato la settima vasca della discarica e neppure quello stralcio della stessa settima vasca che doveva essere pronto a luglio scorso. La consegna era stata rinviata a ottobre, ma anche questo appuntamento non è stato rispettato. Sono in corso ancora le procedure di collaudo. A Bello Lampo dall'inizio di luglio si stanno effettuando interventi di ammodernamento del TMB, ovvero l'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, in grado di trattare 750 tonnellate al giorno delle 850 che arrivano quotidianamente in discarica. Un contesto di gestione così precario che la RAP già nel giugno scorso ha avviato rapporti con altri impianti siciliani che potrebbero accogliere l'indifferenziata prodotta nel capoluogo. Ecco perché il sindaco si è già trovato costretto a ordinare l'utilizzo di non ordinarie forme di gestione dei rifiuti. È stata la stessa RAP a chiedere mercoledì scorso che la Galla intervenisse con una nuova ordinanza per evitare pericoli per l'igiene pubblica e scongiurare l'emergenza ambientale. La gestione dunque procede sul filo di lana in un territorio di confine fra l'emergenza e il danno ambientale, una sottile linea grigia piena di rischi di ogni tipo e natura. In seguito al ritrovamento di alcuni ratti nel reparto di rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, siamo nel Ragusano, il reparto è stato chiuso dalla direzione sanitaria del nosocomio. I pazienti sono stati trasferiti in altri reparti di appoggio. La presenza di topi è stata accertata nell'ala vecchia al secondo piano dell'ospedale. La direzione del nosocomio ha già provveduto a predisporre un servizio di derazzizzazione, ma servirà sicuramente qualche giorno di chiusura. Proseguono a Catania i controlli della Movida nel centro storico, in particolare in 2 zone, tra le vie Antonino di San Giuliano Coppola e le piazze Bellini e Lupo, e nelle vie adiacenti al Castello Ursino con piazza Federico di Svevia. Complessivamente sono state controllate 112 persone, 42 veicoli, quasi tutti motocicli, i cui conducenti in alcune circostanze sono stati sanzionati per l'assenza di assicurazione e mancato uso del casco. Controllati 8 esercizi pubblici, 5 sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico. Non c'è solo la Movida, perché è stato intensificato anche il servizio delle forze dell'ordine in via Etnea all'interno della Villa Bellini per contrastare il fenomeno del bullismo e gli atti vandalici delle baby gang. Il lungo ponte di Ognissanti è iniziato. Catania e Palermo si trovano nella top 30 delle città turistiche più gettonate. Per Federalberghi però non bisogna accontentarsi, la Sicilia può decisamente fare di più. Sentiamo Francesco Aloi. Siamo calabresi, era da tempo che non venivamo in Sicilia. Adesso siamo fissi a Siracusa, poi andremo a Noto, probabilmente a Modica, Ragusa, vediamo un po'. Il lungo ponte di Ognissanti è arrivato, chi può lo trascorre in vacanza. Anche quest'anno la Sicilia si conferma tra le regioni più gettonate. È varia, no? Dal mare, i monti, la storia, l'archeologia. Com'è la Sicilia? Bella, accogliente, saporita. Per il portale Olidù, Palermo e Catania sono tra le 30 città italiane preferite per questo ponte, ma i turisti ci sono anche a Siracusa, Taormina o Agrigento.
Numeri positivi per le strutture alberghiere. A Palermo il 90% delle camere è occupato, dato ben al di sopra della media regionale che supera di poco il 60%. È un dato importante anche dal punto di vista del soggiorno mediamente più lungo, anche frutto di un ponte molto lungo. Mentre nel resto d'Italia si fanno i conti con il maltempo, il sole della Sicilia fa gustare la primavera. Con il turismo a respirare non sono solo gli hotel, ma tutto il comparto, dai negozi di souvenir ai ristoranti. Abbiamo registrato sia per le attività commerciali che per i pubblici esercizi un aumento totale pari quasi al 25% rispetto all'anno scorso di affluenza. Per Federalberghi però i numeri della Sicilia non soddisfano. Il potenziale dell'isola è molto alto e bisogna incentivare sempre più il turismo. Buone presenze nazionali e soprattutto internazionali, anche se il rendiconto dell'anno fondamentalmente sarà quello per una Sicilia dai numeri in crescita, ma ancora molto lontana da altre destinazioni che certamente fanno dei numeri più importanti. Intanto, tra la storia, il clima e le tradizioni, siciliani e turisti vivono così questi giorni di ponte. Io dico ai miei corregionali di visitare prima la Sicilia. E il ponte di Ognissanti per i catanesi in particolare significa anche appunto un gesto quasi tradizionale, quello di trascorrere qualche ora alla Fiera dei Morti, già aperta da ieri a Catania. È andata per noi Simona Mazzone. Un appuntamento irrinunciabile per i catanesi e non solo, che aspettano ogni anno la tradizionale Fiera dei Morti. Già operativa, è stata allestita nel parcheggio scambiatore Fontana Rossa della MTS e resterà visitabile fino al 5 novembre. 150 stand con operatori provenienti da tutta la Sicilia ma anche da oltre lo stretto. Qui si trova un po' di tutto, da casalinghi, giocattoli, scarpe, abbigliamento e prodotti artigianali. Cosa ha comprato a suo figlio? Lui è sempre pistole, mitra, sempre con queste cose. Ormai ogni volta per la Fiera dei Morti è classica questa cosa dei regali. Si vende oggi? Sì, oggi sì che si vende, abbastanza bene oggi. È conveniente comprare qui? Sì, certo, come no. Una si fa una passeggiata nel frattempo e fa un po' di compre. Ancora si vende sul posto, non online? No, si vende sul posto, le persone vogliono rimenare, come chiamiamo noi. Cosa avete comprato? Avete tanti sacchetti? Abbiamo comprato per i nipotini, qualcosa per Natale, qualche addobbo natalizio, queste cose. Andiamo alla grande, dai. Si vende? Sì, dai, è cominciata la mattinata in ottima maniera. Non mancano stand tutti dedicati al Natale, uno spazio per i giochi dei bambini e un'ampia area food per le degustazioni di prodotti tipici. Cosa sta preparando? Panini con porchetta di Ariccia. Proviamolo, vediamo come sa, se non si prova non si sa. Ci difendiamo, se non alla spella, vendiamo quello con miele, vendiamo spincioni, ci difendiamo. Buona. Si può mangiare, buono, consigliabile. La Fiera dei Morti rimarrà aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle 9 a mezzanotte e nei giorni feriali dalle 9 alle 22:30. Pubblico, venite a cattare! E noi ci fermiamo, una breve pausa, torniamo con altri servizi. Seconda parte di Sicilia 24, ricompare Gianfranco Micciché sulla scena politica siciliana, l'ex presidente dell'Ars in prima fila alla convention del Movimento per l'Autonomia, invitato da Raffaele Lombardo, ma non si tratta di una adesione. Sentiamo Maglio Viola. Sale la tensione dentro la maggioranza che sostiene il governo della regione, una tensione frutto di tanti piccoli scontri sopiti ma anche di nomine rinviate e di norme che non procedono come dovrebbero. A lanciare il suo sussulto autonomista l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, per il quale la Sicilia deve ritrovare la sua identità autonomista che rischia di perdere. Qui si fa soltanto quello che vuole Roma, avrebbe detto ieri nel corso dell'assise del Movimento per l'Autonomia, tenuta a Palermo per tirare le fila e avviare il percorso che porterà da qui a giugno alle elezioni europee.
Rinvigorito dal rinnovato accordo con la Lega, Lombardo manda a dire al governatore Renato Schifani di non essere un nemico, ma serve più autonomia, un concetto ribadito anche dalla stessa Lega, che attraverso il suo commissario Annalisa Tardino invita a maggiore coraggio per la riforma della sanità, per la scelta dei manager, per le norme su edilizia e sanatoria. E l'assise degli autonomisti serve anche a riportare sulla scena Gianfranco Miccichè, invitato da Lombardo e presentatosi all'incontro. Non aderirò mai ad un partito autonomista, dice l'ex presidente dell'Ars, spegnendo le voci di chi lo voleva reclutato da Lombardo, ma la tradizionale pulce in testa all'ex coordinatore azzurro è stata messa, tanto che adesso starebbe valutando di dar vita a un suo movimento, un po' come fece nel 2011 con Grande Sud, un pensiero che si fa strada dopo le tensioni dentro Forza Italia. Non ci saranno problemi per i versamenti dei fondi legati al PNRR per i comuni siciliani, in particolare per i comuni in difficoltà economica. Se ne è discusso a Catania. Il servizio. In Ucraina Sino al 31 maggio 2023 sono stati assegnati al sistema dei comuni circa 36 miliardi di euro, il 91% della dotazione finanziaria prevista dal PNRR. È la cifra diffusa ieri dal vice capo di gabinetto del ministro per gli affari europei e per il Sud Manfredi De Leo, partecipando alle ciminiere al convegno I comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR. L'occasione per fare il punto soprattutto sull'azione dei comuni, anche quelli in difficoltà finanziaria o in dissesto come quello di Catania, che hanno assicurato dal Ministero non perderanno un euro di finanziamento e saranno garantite le anticipazioni previste, che possono inoltre arrivare al 30% del costo dell'opera proprio per evitare il rischio di crisi di liquidità da parte dei soggetti attuatori. Il ruolo dei comuni è strategico nel PNRR perché sono loro la parte più attiva, loro hanno la magna parte e quindi assieme allo Stato il PNRR viene distribuito da un lato dagli enti locali, dall'altro lato verrà gestito dallo Stato con le aziende di Stato, faccio riferimento ad esempio a RFI. La Regione invece ha un ruolo, se vogliamo, di monitoraggio assieme al Ministero. In Sicilia i finanziamenti previsti per il PNRR riguardano il settore della sanità, dove ci sono oltre 700 progetti, l'edilizia residenziale pubblica con 233 milioni di euro, con fondi tutti già avviati con i comuni degli ACP siciliane. Ma le difficoltà dei comuni sono state evidenziate dal sindaco di Catania, Enrico Trantino. Mi sarei atteso che ci consentissero anche di assumere un po' di personale e nello stesso tempo di destinare soldi alle spese correnti, visto che un comune come Catania è fortemente penalizzato per la condizione del bilancio. Questo non è potuto essere, però cerchiamo di fare di necessità virtù e cercheremo di essere più bravi noi. Trantino ha parlato anche dei progetti che riguardano la città etnea, a cominciare dai piani integrati urbani del PNRR. I piani integrati sono certamente un'occasione importantissima di ricucitura di margini urbani, perché così abbiamo chiamato l'intera progettazione, che ci permette con un intervento di 72 milioni di riqualificare molte aree del Librino e del vecchio San Berillo, dando anche il volano perché ripartono le opere tanto dei privati sui propri beni dello stesso San Berillo, quanto speriamo di incoraggiare i privati che devono realizzare Corso Martiri della Libertà finalmente a chiudere questa ferita. Opere di riqualificazione che consentiranno di limitare le condizioni di degrado che molto spesso hanno fatto sentire i cittadini dei quartieri separati dal resto del tessuto urbano e che il Comune di Catania auspica rimangano dentro il PNRR per realizzarli entro il 2026. C'è un'altra pausa e torniamo con il calcio. Calcio in chiusura del nostro telegiornale, mentre in Serie C il Messina è già in campo dalle 14, in campo a Crotone, alle 16 invece il Catania scende in campo al Massimino contro l'Avellino, secondo in classifica. Obiettivo dei rossazzurri certamente quello di superare il momento attuale, un momento difficile. Francesco Triolo. Polemiche, tensioni, malcontento, tutto da cancellare. Il Catania vuole mettersi alle spalle una settimana difficile, soprattutto fuori dal campo, e per farlo deve costruire una grande prestazione contro una delle squadre più in forma del girone. Quell'Avellino, reduce da 4 vittorie consecutive, adesso secondo in classifica. Tabiani nel presentare la partita ha voluto cancellare alibi e discussioni, sottolineando l'unione dello spogliatoio. Elemento fondamentale in queste situazioni, si cerca compattezza anche a costo di sacrificare qualche pezzo pesante come Rizzo,
Cerezo non inserito nella lista dei convocati, dove invece è tornato De Luca. Le assenze pesano: Di Carmine e Marsura, Zanella, Livieri, Popovic. Tabiani potrebbe tornare al 4-3-3 grazie anche al rientro di Rocco, oppure insistere sul 3-4-1-2, ma questo dipenderà da Chirico e Rapisarda, da come interpreteranno il proprio ruolo. Quel che è certo è che il Catania non può sbagliare questa partita. L'Avellino è squadra che gioca, non ha interesse a distruggere, ma può lasciare quegli spazi che i rossazzurri possono sfruttare. Pazienza confermerà il 3-5-2 con Ghidotti in porta, il terzetto difensivo formato da Cancellotti, arretrato nuovamente, Benedetti e Moulet. Sulle corsie esterne si muoveranno Ricciardi e Sannipoli, con D'Angelo favorito su Lores Vareia, Palmiero e Armellino in mediana. In attacco toccherà Sgarbi e Marconi, con Gori pronto a subentrare. Un fattore sarà il Massimino, che dovrà rappresentare la spinta in più, specie in un periodo difficile come questo. Occorre unità, spingere insieme per superare il momento, e solo un successo sull'Avellino può farlo. Appuntamento alle 16. E l'appuntamento invece per i nostri telespettatori è alle 15:30 con Diretta Stadio. Intanto l'elite del volley torna dopo ben 26 anni a Catania. Questa sera alle 21 l'esordio casalingo in Superlega per Farmitalia, che riceve il Cisterna. Sentiamo Tonino De Mana. La voglia di fare di più. Sappiamo che abbiamo un potenziale qua che ancora non si espressa tantissimo al nostro 100%. E davanti ad un Pala Catania che ribollirà di passione, che riapre i battenti al massimo campionato di volley dopo 26 anni, la Farmitalia va all'assalto di Cisterna per cercare, con l'aiuto del pubblico, il primo successo stagionale. Non sarà facile, visto che i laziali hanno tenuto testa la scorsa settimana ai campioni d'Italia di Trento, ma i ragazzi di Cesar Douglas hanno le idee chiare e sanno di poter contare sul fattore campo, un alleato in più per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Conosceremo la forza del nostro pubblico, questo fa tanto piacere, e siamo abbastanza consapevoli che loro possono dare un gran contributo già in questa prima gara in casa. Un esordio casalingo che segna un'altra giornata storica per la Saturnia Farmitalia e che ha risvegliato l'interesse di tutti gli appassionati siciliani di volley. Cancelli aperti a partire dalle 18 per consentire l'afflusso degli appassionati. Fischio d'inizio alle 21. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui. A tutti grazie per l'attenzione, buon pomeriggio e buona domenica.